Ignazio Messina, amministratore delegato della Ignazio Messina EC. Come compagnia di navigazione abbiamo iniziato a vivere il Covid proprio nel porto di Genova, il nostro capolinea di molti servizi, e lo stiamo tuttora vivendo anche in altri porti esteri. Devo dire che questa esperienza all'inizio ci ha veramente spaventato molto, perché pensavamo che il porto, con tutte le sue particolarità, potesse chiudere, e con le difficoltà anche del lavoro in cui si svolgono le operazioni commerciali delle navi. Avevamo proprio il timore che le conseguenze potessero essere negative non solo per noi ma anche per il sistema Italia. Invece, grazie alla collaborazione dell'autorità di sistema portuale, della Capitaneria di Porto, di tutti gli altri enti coinvolti, ma soprattutto dei nostri lavoratori, anche in collaborazione con quelli della compagnia unica, il porto di Genova non si è mai fermato. I porti non si fermano.